Amiche e amici, buongiorno, eccoci in una nuova puntata di Ore 13, un'oretta che passeremo insieme a parlare di scuola e con due ospiti che sono convinto mi daranno una mano per fare un po' il punto della situazione. Noi abbiamo scritto facciamo i raggi X, non ci arroghiamo assolutamente il diritto di dover ovviamente anche magari criticare certi aspetti, però insomma, sappiamo quanto è fondamentale l'istruzione e non solo per l'educazione dei ragazzi, ma ovviamente anche per prepararli a quello che è il mondo del lavoro. Bene, allora vi presento subito i miei ospiti di oggi, che sono Orazio Zenorini, che è presidente di FICEP, buongiorno, e Gianfranco Refosco, che è segretario della CISL Veneto. Buongiorno. 0422 162 6798, vi ricordo sempre il nostro numero di telefono, quindi attendiamo le vostre domande e le vostre considerazioni in merito a quello che è il tema di questa giornata. Allora, facciamo la GX alla scuola, anche perché vi lancio questa prima provocazione. La scuola mi sembra molto il Gattopardo, cioè cambia sempre per non cambiare mai. Siete d'accordo con questa affermazione? Ma in realtà dico cambia sempre perché insomma negli ultimi 15 anni penso che ogni governo ha lanciato una riforma. Ogni governo ha voluto fare la sua riforma, molto spesso senza coinvolgere gli operatori del mondo della scuola, del mondo dell'istruzione. In realtà purtroppo un cambiamento c'è, almeno lo vediamo nella scuola veneta, che è il rischio di un declino anche di alcune eccellenze che abbiamo. Penso alla scuola primaria, alla scuola elementare, che nel Veneto è sempre stata nelle eccellenze a livello europeo come qualità dell'istruzione, dell'insegnamento, e sappiamo che la scuola primaria è il fondamento poi per tutta la filiera dell'istruzione. Vediamo un cambiamento, però vediamo un rallentamento, un peggioramento della qualità dovuto anche da alcune scelte. Come si misura la qualità della scuola? Ma la qualità della scuola nel lungo termine si misura sul funzionamento della società e dell'economia. Il fatto che questa regione sia riuscita nel giro di 3 generazioni, dal dopoguerra fino agli anni 70-80, a diventare da regione più povera d'Italia a locomotiva, no, come si diceva, del nord-est, è frutto anche di un sistema di istruzione che ha elevato il livello culturale della popolazione e che è stato collegato in maniera molto stretta con il mondo del lavoro. Quindi a lungo termine se la scuola funziona o no lo vediamo se funziona. Dai risultati della produttività, diciamo, delle persone che poi sono quelle che fanno le aziende. Sì, esatto. E poi l'altro aspetto, ci sono dei meccanismi di misurazione come il test Invalsi per esempio, che misura le performance scolastiche, e nel test Invalsi noi vedevamo fino a qualche anno fa la scuola, soprattutto la scuola primaria veneta, a livelli di vertice europeo. Adesso le cose purtroppo stanno un po' peggiorando. Zenorini, allora spieghiamo intanto cos'è FICEP. FICEP è una federazione di enti appunto di formazione professionale, scuole di formazione professionale veneta, 23 sono gli enti con 33 sedi operative in tutto il Veneto. Sono 900 circa gli operatori impiegati dentro la federazione, comunque negli enti della federazione, 8.000 gli allievi che frequentano il triennio di qualifica professionale, quindi siamo scuole di formazione professionale, e poi con la possibilità, non in tutti i settori, di fare un 4º anno di diploma. FICEP fa parte anche di un organismo più ampio che è Forma Veneto, che è il massimo organismo di rappresentanza che abbiamo, quindi noi aderiamo anche a questo organismo che appunto è Forma Veneto. Allora, prima Refosco diceva sì, la scuola cambia, però per quanto riguarda le primarie diciamo in peggio, cioè non ci sono le performance che si andavano a verificare in tempi diversi rispetto a quelli attuali. Dal punto di vista della scuola professionale, della formazione professionale, qual è la sua visione? Allora diciamo che la formazione professionale nel Veneto funziona, come sistema la formazione professionale in Italia va a macchia di leopardo, per esempio cioè, sicuramente il sud non c'è,
c'è una certa misura al centro e poi al nord. Quali sono i fattori che fanno funzionare la scuola professionale? Sicuramente quello determinante è il rapporto con le imprese, cioè una scuola di formazione professionale che non si colleghi alle imprese non regge a lungo sostanzialmente, questo è il tema principale. Diciamo che il fatto che al sud magari non funziona di meno è anche perché ci sono molte meno imprese. Sì, però ci vuole anche una certa lungimiranza istituzionale, nel senso che bisogna anche agire spesso non solo sul fronte della domanda ma anche dell'offerta che crea una domanda. Io dico, quindi anche questo è un elemento che pone la politica davanti a delle scelte, se non le fa è anche responsabilità loro non farla, insomma sua, la politica in generale. Forse la tipologia di istituto che è quella della formazione professionale anche meglio si adatta a cambiamenti veloci, è possibile? Ma la flessibilità è un elemento fondamentale. Io sottolineo quello che diceva Zenorini prima, non solo la scuola, soprattutto le scuole professionali per l'esperienza veneta rispondono alle imprese, ma molto spesso sono elemento anche che porta innovazione nelle imprese, perché qui appunto la lungimiranza di molte scuole professionali fa sì che oggi siano le imprese che, come dire, si prenotano i ragazzi già dal primo anno, perché sanno che arriva nell'impresa una persona preparata ma anche che porta novità rispetto soprattutto alle piccolissime imprese. Allora, la scuola funziona ovviamente perché c'è una materia prima che è quella del personale docente, ovviamente anche il personale non docente, quindi i servizi per carità, però poi in termini formativi è ovvio che vanno a incidere di più quelli che sono i docenti, no? Quindi penso che questo è un paradigma sul quale è difficile andarci contro. È ovvio che se qualcosa non va in termini formativi uno dei primi aspetti è motivare anche il personale docente. Non so se siete d'accordo. Allora, vi lascio riflettere 2 secondi, sentiamo chi c'è al telefono e poi vi attendo una risposta da entrambi a questa domanda. Grazie. Pronto? Buongiorno a tutti e tre. Buongiorno. Io volevo fare una domanda provocatoria. Prego. Io ho sempre sentito da Luca Telese, da Aprile e quant'altro, che se non c'erano i meridionali che venivano ad acculturare noi veneti, saremmo rimasti degli ignorantoni. Quegli ignorantoni che mandavamo i 14enni in fabbrica per 1.000 euro al mese e la nostra cultura finiva lì. Cosa ne pensano i suoi ospiti? E poi un'altra cosa, mi sembra logico che gli extracomunitari vengano qui, abbiano le nostre scuole gratuitamente e poi continuano a parlare in arabo, in marocchino e quant'altro quando sono a casa con i genitori? Io non lo trovo per nulla logico, giusto? Grazie. Allora, grazie a lei. Provocazioni da casa. Allora, vabbè, la prima considerazione è sul fatto se il Sud sostanzialmente ha portato cultura o meno al Nord. La scuola è sempre stato un laboratorio di integrazione, sia per quello che riguarda gli insegnanti, perché ancora oggi molti insegnanti che arrivano nella nostra scuola pubblica vengono da altre regioni e qui c'è un tema molto importante, a mio modo di vedere, che questo mestiere è poco attrattivo oggi. Infatti questo è uno dei noccioli. Mentre una volta l'insegnante aveva un prestigio sociale, una riconoscibilità e anche, diciamo, gli aspetti retributivi erano fondamentali, una volta insomma le autorità del paese erano il prete, il maresciallo dei carabinieri e l'insegnante, oltre che il sindaco. Ecco, mentre oggi il mestiere di insegnante è un mestiere molto meno attrattivo anche dal punto di vista delle prospettive di crescita professionale, di retribuzione, e quindi noi abbiamo un problema anche di reclutamento, soprattutto di insegnanti giovani. La scuola, da questo punto di vista, la scuola italiana, la scuola veneta è stata un esempio di integrazione, perché io ho avuto molti insegnanti che venivano da altre regioni ma che ricordo come grandi professionisti, grandi maestri, grandi insegnanti. Lo stesso possiamo dire che vale anche per i ragazzi, perché se noi l'abbiamo visto con l'esempio di cronaca di questa scuola, di questa classe che è stata oggetto di un tentativo di attentato, questi ragazzi che sono cresciuti dentro la scuola sono ragazzi che vivono
e trasmettono la cultura italiana. Quindi guai a tenerli fuori dalla scuola, perché la scuola è l'elemento che costruisce l'integrazione. Lei cosa ne pensa? Beh, allora, sicuramente c'è un dato della mia esperienza che è sempre vista sul fronte della scuola professionale, preciso, ed è questo nella sostanza. Al sud è vero che c'è una scolarità tendenzialmente più alta perché mancano opportunità di lavoro e quindi la gente preferisce come uno sbocco professionale. Noi al nord, io parlo come centri di formazione prima della crisi del 2007-2008, perché poi lì sono cambiati anche tutti i paradigmi su cui misurarci in termini di sviluppo e quant'altro, ma noi dovevamo stare attenti a mandare i ragazzi nelle imprese a fare lo stage perché ti ritenevano là, gli offrivano i soldi e non tornavano più a scuola. E questo succedeva anche, per cui in effetti noi avevamo un forte tasso, diciamo, di occupazione più che di abbandono, per carità, però anche con il rischio che poi l'aspetto più culturale fosse deprivato da questo punto di vista. Ecco, questo è un elemento quindi che lo sottolineerei. Mi permetto di dire anche il fatto che nell'esperienza sempre delle scuole di formazione credo che si possa allargare anche, oggi noi non parliamo più di extracomunitari, nel senso che possiamo avere, sicuramente abbiamo i ragazzi scuri di pelle eccetera, ma parlano il dialetto, cioè siamo alla seconda e terza generazione, per andare indietro a parlare di questa problematica forse dobbiamo andare al 2005, certo, fino al 2005-2004, tanto per capire anche dal punto di vista direi che come avviene per qualsiasi cultura, se c'è un idioma che fa parte della cultura di origine, come è bello quando vai all'Little Italy a New York, se non in qualsiasi altra grande città del mondo e senti la gente che ancora parla italiano, trovo assolutamente normale e lecito, anzi ben venga che le varie culture mantengano quelle che sono le loro radici. Contemporaneamente è ovvio che nel momento in cui una persona ha una cittadinanza, in questo caso italiana, trovo assolutamente indispensabile che conosca perfettamente quella che è la lingua del paese e gli dà la cittadinanza. E io le dico che un papà marocchino mi ha detto che il suo più grande dispiacere è che suo figlio non parla l'arabo. Questo insomma ci sta e va rispettato sempre, secondo me, ovviamente sono dei pareri questi, considerando che siamo in Italia e che tra l'altro la legge presuppone che tu conosca il primo elemento di integrazione al di là della cittadinanza è la lingua. Esatto. E condivido anch'io, insomma io incontro magari meno studenti, più lavoratori nei posti di lavoro. Molti immigrati, oltre all'italiano, parlano anche il dialetto, questo è un segnale di forte integrazione. Allora, facendo questo esercizio appunto di analisi a raggi X della scuola, mi sembra di poter dire, dopo questa prima parte di ore 13, che affinché manteniamo un buon livello è indispensabile investire su coloro che devono insegnare, quindi sui docenti. Investire significa motivarli anche economicamente affinché questa professione sia affascinante. Breve pausa e poi continuiamo in questa analisi della scuola italiana. Scuola Raggi X, continuiamo la nostra attività di scannerizzazione di questo mondo professionale e istruttivo. Quindi insomma, prima cosa, sostanzialmente bisogna che qualcuno decidesse di pagare di più i docenti, siamo d'accordo? Come sindacato dei lavoratori non può non dire, noi la sto servendo. Sottolineiamo che il fatto di non rinnovare i contratti dall'inizio della crisi per quasi 10 anni, tranne quello che è successo 2 anni fa, chiaramente ha impoverito chi fa il lavoratore della scuola. Diciamo che questo si riflette poi nelle difficoltà di reclutamento. Secondo voi c'è anche una componente legata a questa nuova deriva per cui così sembra che il sapere non sia così fondamentale, ma conta l'essere, diciamo, no? Cioè, per cui si stanno mettendo in discussione tutta una serie di professioni legate a lunghi e impegnativi momenti formativi. Ma guardi, io in realtà noto l'esatto opposto come fenomeno in questo momento, se non ho capito male la sua domanda. Perché?
perché noi assistiamo in realtà ad una forte liceizzazione della popolazione scolastica. Le do un dato: nel 97 dalla terza media passavano il 34% ai licei, nel 2017 siamo al 55%, salvo poi che il 15% di questi non ce la fa e quindi rientra demotivato, destrutturato. Poi non è che dica non ce l'ho fatta al liceo, faccio un'altra scuola, no, si stufa della scuola, e questo è un problema molto... Allora c'è un tema di orientamento a base, cioè orientare anche verso le professioni. Oggi noi sottovalutiamo i genitori, il liceo è una scalata sociale, che faccia l'elettricista uno, no, ma l'elettricista lavora e poi non è più lo spelafili di un tempo, oggi è un domotico. Sì. Quindi c'è un'esigenza anche di appeal sul lavoro che culturalmente è importante per lo sviluppo del territorio. Hanno altri paesi, la Germania in testa, per dire, ce l'hanno molto di più di noi. Sì, c'è un aspetto primariamente, secondo me, di natura politica. Crisi del 2008, noi abbiamo visto che in Italia si è fatto un forte taglio al sistema dell'istruzione, di circa fra i 7 e gli 8 miliardi. In Germania la legge di bilancio del 2019 stanziava 50 miliardi aggiuntivi nella scuola. Allora qui bisogna decidere se siamo dove anche vogliamo coerenti. andare. Se riteniamo, e noi come sindacato siamo convinti di questo, che la scuola sia un asset fondamentale per costruire l'intelligenza che crea lo sviluppo del futuro, bisogna anche essere coerenti nelle scelte politiche. Uno dei problemi anche che sta preoccupandoci, no, lo dicevo prima, rispetto a una tendenza al declino anche della scuola dell'istruzione veneta, è proprio il continuo drenaggio e taglio di finanziamenti. Allora, se decidiamo che è un asset su cui investire, bisogna Scusi, investire. il taglio dei finanziamenti è a livello locale o a livello nazionale? A livello nazionale. Okay. Non posso non farvi ovviamente la domanda, perché è una delle materie in discussione sulla richiesta di autonomia da parte della Regione. Cioè, l'eventuale autonomia, così come è stata concepita dal Veneto, perché poi bisognerà vedere i vari passaggi e cosa portano. Può l'autonomia aiutare il mondo della scuola veneto in questo caso a ripartire con lo slancio di qualche anno fa? Allora, dal punto di vista degli accordi che adesso dovranno essere discussi dal Parlamento e poi essere oggetto di discussione fra governi e regioni, non sono previsti maggiori stanziamenti, è solamente previsto che quello che fa la regione anziché lo Stato trasferisce le stesse risorse che aveva speso per farle a livello nazionale. Quindi il budget complessivo non cambia. Anche ma se comunque secondo voi poi può essere allocato in maniera diversa e quindi diventare più efficiente? Secondo me il tema proprio dell'allocazione delle risorse, cioè è possibile, però è sperabile che in una logica di non tanto di autonomia o di forme, adesso lasciamo stare altri discorsi, insomma, però sicuramente di utilizzo delle risorse sia più mirata alle esigenze che abbiamo. Questa Avete è un'ipotesi degli esempi che, in materia? per esempio, noi effettivamente dovremmo investire molto, per esempio, sul tema della formazione continua. Adesso torno sul tuo campo, no? Che è un elemento chiave dal punto di vista dell'aggiornamento dei lavoratori e della continuità della formazione che facciamo noi con i giovani e che poi continua. Lì, per esempio, a livello, tolti i fondi dei professionali che hanno tutto un loro meccanismo, non abbiamo attenzione a livello del governo centrale su questi aspetti, io non la vedo. Sì, per esempio. Allora, direi dal punto di vista del sistema dell'istruzione di base, quindi quella dei ragazzi, insomma, che entrano a scuola, la scelta deve essere una scelta di investimento politico, indipendentemente che sia nazionale o regionale, bisogna decidere se aumentiamo questo budget e noi riteniamo che sia non una spesa ma sia un investimento questo nel futuro. Poi c'è un altro aspetto che è condivisibile, è evidente che mentre una volta bastava fare 8-10 anni di formazione all'inizio della propria vita lavorativa e questo bastava per tutta la vita, per garantire un futuro, certo. Oggi è necessario rafforzare il sistema di formazione iniziale, quindi scuole materne, scuole primaria, scuola media, istituti superiori o scuole di formazione professionale, però poi bisogna avere un modo per garantire alle persone periodicamente la possibilità di riaggiornarsi rispetto anche alle innovazioni che vediamo quotidianamente. Do un altro dato, un'impresa veneta su 5 non trova le competenze adeguate.
Allora il tema è che non le trova perché ha un'economia di un certo tipo, sicuramente da un punto di vista anche della digitalizzazione non siamo i primi come Veneto in Europa, ma siamo molto più avanti della media nazionale. Quindi il tema è che devi fare investimenti mirati sui bisogni che emergono da questo punto di vista. Poi abbiamo problematiche anche sociali, perché il lavoro precario giovanile è passato in 15 anni dal 18 al 37%, quindi anche questo. Abbiamo 100.000 ragazzi che non lavorano e non studiano anche nel Veneto, cioè attenzione che ci sono problematiche anche all'interno di una società che regge anche da un punto di vista economico. E poi di contro ci sono un sacco di talenti che vengono tirati per la giacca dalle varie aziende e si fa fatica insomma, a trovare personale su determinate posizioni. Abbiamo un numero crescente di laureati che emigrano in altre regioni o in altri paesi. Certo. Quindi investiamo per costruire anche delle competenze molto elevate, anche a livello di università, di ITS, eccetera, e poi queste competenze, anziché riuscire a valorizzarle qui nel territorio... purtroppo sì. Ma io penso che questo è un tema sul quale ritorno spesso io qui in questo ambito, perché se ne parla poco ed è molto sottovalutato, ma diciamo che chi fa impresa sa cosa vuol dire investire sulle persone, e quindi in questo caso un paese quando forma un ragazzo o una ragazza ovviamente investe su quella persona, perché si spende un sacco di... avete una quantificazione di quanto costa al paese un laureato? No, laureato no, le posso dare un costo dell'istruzione professionale. Allo Stato costa sugli 8.000 euro a ragazzo, alla Regione Veneto molto meno, siamo alla metà, poco più della metà. E una carriera scolastica che parte dalle elementari, dalle scuole primarie per arrivare... Io non ho quantificazione, quindi non mi sento neanche di dare numeri, però sicuramente è un investimento che va misurato sicuramente sulle decine di migliaia di euro. Ecco. Perché amici da casa, io vorrei fare questo ragionamento, è ovvio che le famiglie sono le prime a investire sullo studente, perché insomma è ovvio, però sappiate che lo studente ha un costo anche per la comunità, e se una persona viene formata da un sistema paese o da un sistema regionale e dopo decide di andare a lavorare da un'altra parte, certo, sostanzialmente sono stati buttati via i soldi a formazione. Ma diciamo che di per sé questo non sarebbe un problema se poi quella persona si fa un'esperienza anche in un altro paese, in un'altra regione e rientrasse, oppure se noi fossimo in grado contemporaneamente di attrarre intelligenze da altri posti. La nostra debolezza è che siamo poco attrattivi, questo è un tema che esula dal sistema scolastico, ma ha a che fare di più col funzionamento della società. La mobilità effettivamente oggi dei giovani non è una mobilità appunto reciproca e comunque data dall'Unione Europea, dalla globalizzazione eccetera. Purtroppo, soprattutto negli ultimi 10 anni, è data dalla necessità, cioè dalla possibilità di trovare un lavoro, di trovarlo adeguatamente anche remunerato. Anche adeguatamente valorizzato. Certo, ragazzi che da noi trovano lavori molto precari, instabili, magari all'estero invece trovano lavori stabili e ben retribuiti. Questo è un tema importante. Dico anche un altro dato, perché prima Gianfranco Refosco citava appunto il tema degli investimenti nella scuola. Attenzione che è dagli anni 70 che non si investe gradualmente più o molto meno o sempre meno, perché noi abbiamo investito in quel trentennio lì 50, 60, 70 e poi dagli anni 80 in avanti ci siamo lasciati cullare e ne paghiamo adesso le conseguenze da questo punto di vista. Un ulteriore aspetto che voglio sottolineare è il tema dei docenti. Non abbiamo, a differenza di altri paesi, percorsi che formano i docenti. Noi abbiamo persone molto preparate nella scuola, ma tanto per fare un esempio concreto, in Germania chi insegna matematica fa l'università e si laurea per insegnare matematica. Noi abbiamo il matematico che poi si presta, che sono due cose diverse. Sono due cose molto diverse. Attenzione. Sì, assolutamente sono due cose diverse sulle quali vedete che insomma quando si fanno i raggi X emergono un sacco di aspetti sui quali bisognerebbe ragionare e tutte queste continue rivoluzioni, ricambi eccetera, però sostanzialmente non stanno risolvendo. Vado anche sullo specifico di questi giorni, no? Si parla tanto di problemi legati alla sanità, no? Cioè la mancanza di personale in sanità, che ovviamente è quello che ci preme di più, perché uno quando ha a che fare con la sanità ha problemi di salute, no? E anche lì dov'è l'inghippo? Cioè,
Allora qui c'è un grande tema che secondo me disegna uno scenario preoccupante per il Veneto dei prossimi 5-10 anni, che è quello delle competenze. Allora noi abbiamo già una carenza forte di competenze nel sistema scolastico, lo dicevo prima, ci mancano 5-6 mila insegnanti, ma non ci mancano i soldi per assumerli. Lo Stato ci darebbe i soldi per assumerli, ma non ci sono le persone con le competenze giuste. Lo stesso ce l'abbiamo e sta crescendo nel sistema sanitario, aggiungo sta crescendo nel sistema della tutela degli anziani, quindi case di riposo, no? Con una popolazione che invecchia questo è molto preoccupante, sta mancando nel sistema industriale, per cui noi abbiamo il rischio nei prossimi 10 anni da una parte di avere persone con competenze basse che restano disoccupate e quindi creano problemi sociali, dall'altra avere imprese o istituzioni pubbliche che non trovano le persone con le competenze. Allora questo scenario è uno scenario apocalittico, cioè noi rischieremo di vedere imprese industriali che delocalizzano, ma non per mancanza di lavoro, ma per mancanza di persone. Di lavoratori. Sì, questo è una partita non da poco. Mi viene anche da pensare a un'altra roba, ma il continuare a dire, cioè a lanciare questo messaggio che ci sono poche opportunità per i giovani, non è forse anche sbagliato, perché poi insomma, mi sembra che ce ne siano opportunità nel mondo del lavoro. Questa è una domanda a cui vorrei dar seguito dopo la breve pausa per la regia. Allora, è ovvio che anche la comunicazione deve aiutare, perché può aiutare l'orientamento, no? Quindi stiamo cercando di capire, sempre il solito annoso, perché è una vita che si parla di questo problema del dialogo tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola e viceversa, no? Dire che non c'è lavoro secondo me è un po' riduttivo, perché opportunità professionali ce ne sono tante, bisogna comunicarle più esplicitamente, non so in quale formula, anche perché giustamente si discuteva davanti alla pubblicità, facendo programmazione già adesso si sa quali saranno le esigenze da qui a 5 anni. Certo. E non stiamo parlando solo del privato, ma ripeto anche del pubblico, perché la sanità, c'è la sanità privata, ma insomma il grosso è il pubblico. Sì, c'è un tema di effettivamente orientamento, abbiamo visto un tema di investimento, ok, c'è un tema di orientamento ma anche di programmazione e i lavori ci sono, perché se prima ho detto che un'azienda su 5 nel Veneto non trova le competenze adeguate, vuol dire che c'è un'opportunità che non viene colta evidentemente. Provocazione, i sindacati dicono sempre sì, non vengono colte perché la gente viene pagata poco, è solo una questione di stipendi o c'è anche qualcos'altro? Ci sono anche questi casi. Però c'è anche una questione di competenze. Di competenze, sì, io dico assolutamente sì. Quello che serve, il salto di qualità che serve nel sistema dell'istruzione, soprattutto diciamo non quella primaria e della scuola media, ma quella successiva, è quella di un collegamento stretto con il mondo delle imprese che sia in grado di dire quali saranno le competenze che servono fra qualche anno e che metta in campo gli strumenti adeguati per formare queste competenze. Certo. È chiaro che se io ho le competenze ho anche più peso nel discutere di retribuzione e quindi le cose sono anche strettamente legate. C'è anche un problema, ed sono perfettamente d'accordo, di segmento di formazione che è lo snodo nella scuola media nostra sostanzialmente, che è quella che dovrebbe orientare, è orientativa proprio per fondamento del segmento e purtroppo non riesce a farlo in termini completi. Spesso, per essere chiari, gli orientatori sono insegnanti di lettere, col rapporto del lavoro, col mondo del lavoro non hanno granché rapporto, per cui tendono a orientare più in negativo che in positivo. Siccome non sai fare questo, impara un mestiere. Quindi viene veicolato un concetto di lavoro come un ripiego. In realtà poi sappiamo che è un ripiego che è cercato e anche remunerato. Sentite, non per inimicarmi il 97% dei telespettatori, però troppo poco, secondo me, si parla anche delle famiglie, cioè il ruolo della famiglia non può essere solamente passivo e di accusa verso il sistema, se non scolastico, se non politico, eccetera. Esiste una componente, diciamo, di negligenza in termini informativi da parte delle famiglie?
Allora io lo dico voi, dal mio modo di vedere, insomma, rispetto anche al vissuto degli insegnanti che noi rappresentiamo come sindacato. Le famiglie devono essere accompagnate anche in un processo di conoscenza, perché molto spesso alcune professioni o alcune scuole sono etichettate come di serie B o di serie C. Prendo l'esempio della formazione professionale, che in Veneto è un'eccellenza. Oggi gli imprenditori se li contendono i ragazzi che fanno le scuole di formazione professionale, per cui, come dire, se un ragazzo ha voglia di imparare e entra in un istituto professionale, esce non solo con una competenza ma già con almeno un'offerta di lavoro o più offerte di lavoro. Allora il fatto che nell'orientamento le scuole di formazione professionale vengano considerate come le scuole per quelli che non vogliono andare a scuola, chiaramente influenza molto negativamente da questo punto di vista la visione delle famiglie. Quindi più che criticare le famiglie penso che sia necessario fare un salto di qualità nel modo in cui si fa orientamento. Quindi secondo lei la base sta sempre la buona scuola non è solo il liceo, può essere anche un istituto professionale o una scuola di formazione professionale. Assolutamente. C'è un tema io ne parlavo con l'assessore tempo fa, qualche mese fa, di una sorta di pubblicità progresso a cui dovremmo andare a investire, nel senso che le famiglie hanno questa, secondo me è anche capibile, hanno una logica di scalata sociale che ognuno aspira. Allora, se il genitore non ha qualche possibilità e non ha fatto il liceo e l'università, vuol vedere i suoi figli al liceo e all'università, ma poi c'è uno scarto tra il desiderio e la realtà. Allora uno e due devono capire devono sapere, qualcuno glielo deve dire, le opportunità che ci sono al di fuori di quello che è il liceo e l'università. Ma sempre volendo pungolare queste famiglie, non è che magari c'è molta più predisposizione a informarsi su altri aspetti della vita quotidiana, magari più legati, che ne so, alla tecnologia, perché insomma, io penso che gli strumenti a disposizione, quantomeno sullo sbocco professionale. Se posso fare un esempio, chiaramente nell'immaginario collettivo l'idea di fare l'operaio, e magari l'operaio metalmeccanico, non è una delle aspirazioni maggiori che uno può avere per i propri figli. Allora qui bisognerebbe visitare però un'impresa metalmeccanica di oggi, perché il lavoratore metalmeccanico che fa il controllo numerico o che gestisce macchine va a lavorare in camicia, non è più con la tuta sporca di olio. Allora anche e ha una retribuzione ben superiore rispetto a quella dell'insegnante che gli insegna il mestiere. Ecco, allora anche questo bisogna sfatare un immaginario collettivo e permettere alle famiglie magari anche di visitare le imprese, vedere cosa vuol dire oggi fare un lavoro piuttosto che alcuni dei nostri enti hanno fatto proprio esperienza, hanno creato scuole aperte, andando non a scuola, non portando i genitori a scuola, ma portandoli nelle imprese, per esempio nella Ducati o Icvision, dove gli hanno fatto vedere che cosa vuol dire oggi fare appunto l'elettricista, quello che è l'immaginario superato, assolutamente ormai non più rispondente alla realtà. Quindi, e poi c'è un dato sociale anche da tener conto. Il problema riguarda le famiglie con un basso livello culturale e un basso reddito, perché le famiglie che hanno un livello culturale più elevato e un reddito generalmente più sostenuto riescono di più a orientare meglio i propri figli. Ecco, quindi c'è anche una necessità di andare incontro a questa sacca magari di popolazione che ha bisogno di essere supportata di più per capire meglio come stanno le cose. Ecco, questo è un elemento anche da tener conto. C'è disponibilità da parte delle imprese ad aprirsi e quindi a raccontarsi meglio? Ma io posso dire che, prendendo un esempio che è collegato anche col sistema dell'istruzione, il lavoro che è stato fatto in questi ultimi 3 anni da parte della Regione con le istituzioni scolastiche, con le imprese e con i sindacati sul tema dell'alternanza scuola-lavoro a noi ha stupito, perché tantissime imprese, anche microimprese, hanno aperto le porte ai ragazzi che sono arrivati dalle scuole. Tant'è vero che uno dei problemi oggi che noi abbiamo denunciato come sindacato è che dopo 3 anni di esperienza molto positiva in Veneto sull'alternanza scuola-lavoro, la legge di bilancio di quest'anno, che ha dimezzato il numero di ore da fare di alternanza e anche le risorse per le scuole per farlo,
a noi ci fa fare un passo indietro molto pericoloso. Quindi se io devo misurare l'attenzione delle imprese rispetto all'accoglienza dei giovani, i dati di fatto mi dicono che è stata positiva in questo periodo. E nelle scuole questo, scusami, questo perché? Perché tutto il sistema, la politica regionale ci ha creduta, le istituzioni scolastiche ci hanno creduto, i centri di formazione professionale ci hanno creduto, gli imprenditori e i sindacati hanno accompagnato il processo. E quando poi scattano quelle situazioni un po', diciamo, di retaggio culturale in cui alcuni studenti protestano perché si sentono sfruttati e quindi così condannano il concetto dell'alternanza scuola-lavoro, cosa possiamo dire? Allora, io ho l'impressione che il tema sia che quando dal punto di vista organizzativo dentro la scuola non viene gestito bene il tema dell'alternanza, impatta con i docenti è una forma quasi riflessa di protesta dei docenti più che secondo me dei ragazzi. Questa è la mia opinione, per quello che io invece voglio sottolineare un aspetto importantissimo del rapporto con le imprese che è stato dato dall'introduzione in Italia del sistema duale, diciamo, di derivazione tedesca, ma mutuato con una logica più nostra, insomma. E cosa vuol dire? 500 ore in azienda, 500 ore nella formazione professionale e quando il ragazzo è in azienda assunto con il contratto di apprendistato di primo livello. È un'esperienza assolutamente innovativa, sta entrando a regime, è già entrata perché la finanziaria addirittura, bontà loro in questo caso, ha aumentato lo stanziamento per continuare questa esperienza e devo dire che io sono rimasto assolutamente sorpreso di come le aziende hanno reagito positivamente, assolutamente sorpreso, in positivo. Ecco, sull'apprendistato duale io posso dire che siamo anche orgogliosi perché in Veneto abbiamo fatto il primo accordo regionale per l'artigianato il 1° settembre del 2016, quindi pochi mesi dopo l'approvazione della legge, proprio per permettere alle imprese e alle istituzioni scolastiche di assumere i ragazzi già mentre facevano il percorso scolastico. Quindi qui c'è stato anche ci abbiamo creduto molto anche come sindacato. Poi sull'alternanza scuola-lavoro e sulla percezione dell'alternanza, la CIS del Veneto ha fatto l'anno scorso una ricerca intervistando 1200 ragazzi che avevano fatto esperienza dell'alternanza, chiedendoli come avevano vissuto questa esperienza, anche per capire se le proteste contro l'alternanza erano... noi abbiamo circa l'85% dei ragazzi che ha dato un riscontro molto positivo alla propria esperienza di alternanza, considerandolo un valore importante aver visto un posto di lavoro mentre si fa il percorso scolastico. Quindi ecco, io direi che quelle proteste che ci sono state 2 anni fa è stata una strumentalizzazione dei ragazzi. Ed è stata anche all'inizio una situazione di impatto anche non culturalmente non facilmente digeribile. A me è capitato di avere, noi siamo 2 realtà che lavoriamo nel mondo della comunicazione e un mese fa avevamo entrambi, noi una ragazza e gli altri un ragazzo, e abbiamo fatto il brindisi quando hanno terminato la loro permanenza e entrambi erano tristi, dicevano ci tocca tornare a scuola. Poi è ovvio che insomma chi fa 3 settimane di alternanza scuola-lavoro lo fa in maniera anche un po' blanda, come è ovvio che sia, perché insomma ci mancherebbe altro. Però insomma c'era questo rammarico e per cui io resto dell'idea che sia il sistema più corretto. È un'esperienza che va implementata, ecco, per questo lo dicevo prima, ci preoccupa questo provvedimento legislativo che è nella legge di bilancio di quest'anno che invece abbassa il numero di ore di alternanza e quindi rischia di vanificare un bel lavoro che era stato fatto. Ma su questo la Regione si è espressa chiaramente anche per bocca dell'assessore, proprio ieri l'ho sentita direttamente, e diceva qua bisogna che la Regione sopperisca in qualche modo a questa carenza perché il Veneto su questo è spostato, fondamentale. Piccola pausa. Allora, mi sembra di capire che almeno per quanto riguarda il Veneto il rapporto mondo della scuola, mondo del lavoro, poi in particolare anche sugli istituti professionali continua a esserci, continua a dare risultati molto positivi e soprattutto a far capire prima di tutto agli studenti cosa significa concretamente quello che stanno studiando, perché poi insomma passare dalla teoria alla pratica non è sempre così semplice. Io ho un flash sull'aspetto invece delle infrastrutture scolastiche
lo vorrei fare, perché sicuramente magari per chi ha organizzazioni come la vostra penso che sia più semplice, no? Più garantire... semplice. Il tema vero è che io rappresento strutture private che devono in qualche modo arrangiarsi privatamente, gli enti gestori devono preoccuparsi di questo, però avremmo delle opportunità, e mi dispiace che per esempio le scuole di formazione nel Veneto, parlo anche al sindacato, non possano far riferimento ai fondi FESR dell'Unione Europea sia per l'infrastruttura sia anche per la tecnologia. Credo che sarebbe utile a tutti da questo punto di vista. Mi piacerebbe che nel 2021-27, la prossima sessione di programmazione, insomma, si andasse anche a toccare questo tema dal nostro punto di vista. Sì, da questo punto di vista la tanto vituperata Unione Europea può essere uno strumento importante non solo per le scuole di formazione professionale private, ma anche per tutte quelle pubbliche, perché anche su questi capitoli di spesa le scelte che si stanno facendo sono di risparmio nel bilancio nazionale. Ma anche perché, mi perdoni, ci sono aspetti funzionali ma anche aspetti di sicurezza. Esattamente. Ogni volta che succede una tragedia, non vorrei chiamarne una adesso, però ogni volta che succede una tragedia allora si fa oddio, la situazione è drammatica, dopo passano 2 mesi e come al solito sto paese casca un ponte. Il concetto è sempre lo stesso ed è il concetto della programmazione. Noi sappiamo purtroppo che in Italia ogni 10 anni, ogni 15 anni c'è un terremoto, lo sappiamo perché siamo in zona sismica. Allora chi ha responsabilità politiche non può non porsi il problema di dove mettiamo i nostri ragazzi. Allora qui è chiaro, questa è un'esigenza infrastrutturale importantissima e peraltro può anche essere una leva per creare sviluppo nel territorio, perché facciamo lavorare le imprese da questo punto di vista. C'è un tema che è quello della sicurezza antisismica, della sicurezza, diciamo, della messa in sicurezza, perché molte scuole sono anche vetuste. C'è un tema che è quello di mettere anche a norma dal punto di vista del consumo energetico le scuole. Questa è un'altra grande opportunità di innovazione, perché se vogliamo anche un futuro sostenibile serve che a partire dagli edifici pubblici si contenga il risparmio energetico. Oggi abbiamo tutte le tecniche immaginabili e pensabili per fare questo. Ecco, però bisogna partire con una programmazione. Svegliarsi il giorno dopo del disastro è tipico, è giusto, però poi questo non può esimerci dal dire facciamo un piano a 5 anni, a 10 anni. Anche perché poi solitamente il giorno dopo il disastro alla Veneta spesso si è preso il taccone da sbrego, oltretutto, perché ci sono quelle reazioni di pancia che scuotono gli animi, ma sono fine a se stessi. Si fa la ricerca del colpevole molto spesso, l'abbiamo visto anche con il ponte Morandi, però non si fa un ragionamento lungimirante rispetto a cosa bisogna mettere in cantiere per risolvere il problema. E questi problemi, soprattutto l'infrastrutturazione scolastica, non si risolvono da un anno all'altro, non si risolvono in campagna elettorale. No. C'è bisogno di un investimento che guardi a 10 anni. Zenorini, secondo lei dal punto di vista appunto dell'infrastruttura in questo momento qual è l'urgenza più sicuramente il sentita? tema più ancora del tema sicurezza, perché le scuole che rappresento io sono accreditate dal pubblico, dalla regione, e devono rispondere a criteri di sicurezza proprio in virtù anche dell'accreditamento, e si sono tutte sistemate dal punto di vista di sicurezza. C'è un problema sicuramente di funzionalità, ecco, cioè le scuole nostre devono diventare più europee, più nord europee, mi permetto di dire, in quel senso proprio funzionale, però sulla sicurezza sono scuole messe bene. Purtroppo l'elemento più allargando è quello pubblico, perché poi godono di deroghe, cioè nel senso che la scuola pubblica, io ho fatto un'esperienza diretta dove stesso edificio, fino a dove era la scuola gestita dal privato, normativa applicata, da là in avanti, dalla classe dopo c'era la deroga, però i ragazzi erano sempre lì. Sì, se casca un mattone in testa a una persona, non è che perché uno va alla scuola pubblica non si fa male, e se è in quella privata sì. E non è un problema di risorse, guardate, perché poi certo noi abbiamo problemi anche di sistema paese, finanziari, se volete il debito pubblico, ma le risorse secondo me ci sono. Il problema è di programmazione e di volontà politica di dove indirizzarle.
Sì, poi l'esempio delle scuole è anche quello, vabbè, usciamo dal seminato, però anche quello delle strade, no? Che quando ti passi nei passi alpini dalla provincia autonoma di Bolzano, arrivi a Belluno, trovi prima un tavolo a biliardo e dopo invece ti sembra di essere in mezzo al Piave sostanzialmente, vabbè, insomma, piccolo dilungazione. Un'altra componente invece, il personale non docente invece, perché prima abbiamo parlato dei docenti, sul aspetto formativo, vocativo anche, perché rimane una vocazione quella di insegnare. Sì. Ma sul personale non docente il nostro sindacato della scuola sta denunciando un sottodimensionamento importante. Io i dati che ricordo a memoria sono che negli ultimi 10 anni la popolazione scolastica è aumentata in Veneto di 20-25 mila persone, ragazzi più o meno, il personale non docente invece è calato di circa 3.000 unità. Allora, un pezzo si può spiegare anche con la riorganizzazione, il dimensionamento scolastico che ha creato strutture scolastiche più grandi e quindi ha ottimizzato, però sicuramente anche lì si è scelto la strada dei tagli che è meno visibile perché magari si nota di più l'assenza di un insegnante rispetto all'assenza del personale non docente, e però anche questo va a inficiare la qualità dell'insegnamento. Penso solo al personale di laboratorio, per esempio. Noi non abbiamo, abbiamo un problema di personale non docente diverso, non è legato alla segreteria, all'amministrazione. Noi abbiamo un problema legato alle direzioni, a chi si occupa di innovazione, a chi si occupa di tutoraggio. Le direzioni che devono passare da direzioni didattiche a direzioni manageriali, perché la scuola di formazione oggi non può non essere, è una scuola più impresa sociale che scuola. Ecco, in questo senso lì noi abbiamo quindi un tema legato fortemente alle direzioni e abbiamo necessità di non rincorrere solo i bandi della Regione Veneto o di altri, ma anche di creare con una logica, come dire, tutta nostra interna anche innovazione, e qua c'è gente che deve dedicarsi a questo. Abbiamo risorse interne che devono essere dedicate anche a queste. Questo è un elemento nostro, quindi abbiamo queste tre figure, la direzione, l'innovazione e il tutoraggio, chi accompagna i ragazzi, chi fa da interfaccia con le imprese, chi si rapporta con il territorio, che devono essere formati adeguatamente. È un problema di formazione per noi, di queste figure. Sempre nel rapporto scuola-impresa, l'apporto delle categorie rispetto al singolo è funzionale, sta dando dei risultati positivi? In che senso? Cioè, tutte le dinamiche che possono essere gestite con l'impresa vengono filtrate da quelle che sono le categorie, per cui l'associazione imprenditori, artigianati, eccetera, o sono più rapporti diretti? Sì, io posso fare l'esempio, dopo io dico la mia esperienza, lui è più del sistema dell'artigianato, dove in Veneto c'è un sistema costruito bilateralmente, quindi sindacato insieme con le rappresentanze delle imprese, che ha fatto delle scelte molto importanti. Noi abbiamo per esempio fatto un accordo regionale sull'alternanza scuola-lavoro, primo in Italia, che finanzia le imprese nel formare per esempio i tutor. Abbiamo fatto l'accordo sull'apprendistato duale e abbiamo fatto azione di promozione rispetto a queste forme. Quindi per esempio, io se devo parlare del sistema dell'artigianato, è un sistema molto attivo nel sostenere le imprese. Ecco, l'esperienza mia e nostra, voglio dire, del mio mondo è un po' diversa, nel senso che qua c'è una logica di sistema e ci sta tutto. Noi abbiamo bisogno di cogliere le esigenze delle imprese direttamente, i fabbisogni. Ecco, devo dire che dalla mia esperienza le organizzazioni rappresentative difficilmente riescono a tirarli fuori questi fabbisogni, devi avere rapporto diretto con le imprese per poterli fare emergere. Ecco, lì questa intermediazione del fabbisogno da parte delle non è efficace. Signori, abbiamo concluso questo momento appunto di analisi della scuola, è stata una chiacchierata molto formativa per il sottoscritto, spero che altrettanto sia anche per tutti voi che ci avete seguito, quindi mi raccomando, per chi deve decidere, deve dare un suggerimento al proprio figlio di che scuola fare, insieme al figlio o la figlia fate orientamento, analizzate, perché opportunità di lavoro ce ne sono e opportunità formative altrettanto, però non disperdetevi in considerazioni che magari sono diciamo fuori tempo, fuori luogo, possiamo dire così. Sì. Bene, sì. Grazie signori e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito da casa. Grazie.